Sabato 11 novembre alle ore 17:30 Piazza Ravanusella ha visto scendere in strada la comunità agrigentina per esprimere un deciso messaggio di pace e una ferma condanna delle violazioni dei diritti umani che stanno caratterizzando drammaticamente il conflitto a Gaza. L'evento, promosso dalla rete Associazioni Agrigentine, ha coinvolto attivamente adulti, studenti, rappresentanti della comunità islamica e cristiana, famiglie e bambini, tutti uniti nel desiderio di manifestare la propria solidarietà nei confronti delle popolazioni palestinesi e israeliane coinvolte nel conflitto. L'evento è stato anche caratterizzato da appassionati appelli per il cessate il fuoco, interventi che hanno riportato i numeri del conflitto con musica, poesie, candele accese, un momento di condivisione e riflessione sulla necessità di promuovere la fratellanza e di fermare gli attacchi verso i civili palestinesi, così come previsto dalla risoluzione approvata dalle Nazioni Unite. La comunità islamica e cristiana ha pregato insieme, offrendo un potente esempio di comunione tra i popoli. L'appello a restare umani è stato forte e ha dimostrato che la comunità non è indifferente e farà la sua parte per promuovere la cultura della pace e della solidarietà. Si è certi che esempi come questo coinvolgeranno sempre di più gli agrigentini, spingendoli a mostrare empatia e attenzione verso tutte le popolazioni vittime di inaccettabili ingiustizie. Abbiamo perso il senso del grave. La terra brucia, ma non è grave. In qualche parte del mondo ci sono madri e padri che tengono fra le braccia i cadaveri dei loro figli, ma non è grave. La nostra vita può continuare. Abbiamo a disposizione sempre più schermi. Le immagini moltiplicate entrano in ogni istante nelle nostre case e più l'eco dei disastri del mondo si fa forte, meno lo sentiamo. Siamo diventati stanze dove al dolore degli altri non è permesso di entrare. Ecco come si continua a vivere, come se niente fosse, come se la terra che brucia non fosse quella su cui viviamo, come se quei figli morti non fossero anche i nostri. Questo è un momento per pensare a tutto l'orrore, a tutto il dolore, alle ingiustizie. A quanto può essere grave dimenticarsi di un popolo intero per decenni. Questo è un momento per pensare alla nostra indifferenza, per decidere se siamo meno capaci di piangere le lacrime del mondo, per lasciarci suggerire dal dolore che l'unica cosa giusta da fare è dire basta. Un momento per chiedere a chi può fermare questo orrore quanto resta della notte. Un momento per provare a sentire che rumori fanno i nostri cuori chiusi a chiave, per capire se siamo ancora vivi dietro tutti questi schermi. Abbiamo perso il senso del grave, o forse abbiamo perso del tutto il senso. Hanno cercato di far capire e di trasportare soltanto la pace e non la guerra, e di lasciare le persone libere di credere o non credere. In un versetto del Corano Allah dice: chi vuole credere creda, chi non vuole non crede. Il tempo passava, con le stagioni in passo di Giava, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra